Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi blog e siamo qua sulla schermata del DLC di FIFA 12 UEFA Euro 2012 e niente, solo spiegare un po' i progetti che ho per le prossime settimane e per i prossimi mesi, ecco. Allora, intanto sono qua che sto cazzeggiando e mi guardo la partita del Real col Bayern, 1-0 per il Real. Oggi siamo riusciti a vincere col Genoa miracolosamente 1-0 con gol di Kevin Prince Boateng, ma veramente un Milan indegno secondo me. Però vabbè, basta con le partite, pensiamo al blog. Allora raga, ho un po' di progetti in mente. Allora intanto, prima cosa, con Fly Simulator mi fermo un po' perché dopo 30 rotte sono proprio stanco, ho bisogno di un po' di pausa, quindi tra 1 o 2 settimane riprenderò. Però adesso onestamente non ho molta voglia, magari vado a rischiare di rovinare la serie con dei video noiosi o comunque non all'altezza. Poi ho attenzione Ronaldo ed è gol 2-0 Real, doppietta di CR7. Bene. Comunque, primo progetto, col Piada, Worms. Volevo fare un torneo di Worms, io 5 squadre, lui 5 squadre. Chi arriva primo alle 3 vittorie vince tutto. Cioè, cosa vince? Non lo so, vince un bacino dall'altro. No, scherzo. Poi, dopo Worms, vabbè, allora, Euro 2012. Voglio fare non online, quindi contro il computer, a livello campione, non leggenda, perché in 4 minuti, raga, già campione è difficile, a livello leggenda è impossibile. Praticamente di cercare di vincere l'europeo con una squadra scandalosa, tipo, non so, l'Irlanda o la Polonia, quello che è. E quindi, ecco, ci sarà questo, e vediamo, se perdo chiaramente carico anche le sconfitte, e i montaggi dei video sono un po' particolari, cioè cercherò di mettere proprio le azioni salienti proprio per non annoiare, chiaramente ci sarà il commento e vediamo un po'. Io pensavo che la prima squadra con cui cominciare sta cosa è l'Irlanda, quindi con l'Irlanda del Trap. Questo è un altro, poi vabbè, Amnesia, continuiamo le mod. Adesso vediamo, ne volevo fare un'altra di carina, e vediamo insomma anche mi faccio consigliare anche dal Sabo, da Mister Magro, da loro che sono comunque esperti e ci giocano tanto. Poi avevo un altro progetto in mente, però adesso sono talmente rincoglionito che non me lo ricordo. Aspetta, madonna, che deficientone che sono. Allora, Euro. Amnesia, vabbè. Fly Simulator riposo. Ma guarda, sono così cretino. Worms l'ho detto. No, basta forse, raga. Ecco, se volete, come si dice? Alla Football Manager ho visto niente, quindi escluso a priori. Non lo so, se avete un gioco però immediato bisogno. Sì, ecco, adesso mi ricordo, Terra. Il 3 maggio compro Terra, l'edizione quella speciale, quella con lo scatola grande, e faccio l'unboxing e dopo comincio sempre col piede da solo a fare dei video. E altra cosa, devo fare anche il video della mia postazione, PC, stereo, televisori, PlayStation, computer, mouse, tastiera. So che è una cosa che piace, quindi volevo fare anche questo. Ecco raga, queste sono le cose che ho in mente per il futuro. Purtroppo devo deludere i miei fans, non ci saranno spogliarelli e altre robe, ragazzi, accontentatevi. E niente, saluto il Piada, saluto Edward, saluto Mr. Magro, Ogash, Mortes, insomma tutti quelli, e Ghost Alpha, tutti i miei amici del canale. Chiaramente un saluto anche al Sabba che si è andato in pensione dal caricare video. Un salutone anche a Michela e alla prossima. Ciao!